Come ti piace? Guarda, il papaccino che non leggerette. Chi sei? Guarda, come gli fa che ti conosce? Ti faccio questa la professione alla terra. Che? Pure tu anche ti vuoi tra, anche tu puoi fare una tagliata che si fatta a nord-ovest. Lei ti capisce? Io intendo lo stesso poi tu. Io intendo a vedermi che è come una canna usata. Sta fermo, ma non capisci proprio niente. Non è proprio sangue. Yamma, sciammi. Ah, lo so dove. E che puzza usa come una canna? E che te frega? Una volta lì. Si come un giorno. Ah, questi cattivi che ti porti. Ci dica a vedere che si intropicate e si caduti. E per questo hai fatto tardi. Sciammi, bravo, se da. E fregati. Dentro tempo, io ancora per. Ah, faceva la messa. Ma io che hanno fatto? Io a me mi tengo alerta. Io quasi faccio la gente che pure con mano santa ma quando mi viene fatto un segno la croce. Ah, ma già fa un segno la croce. Tu la già fanno notte con la regionetta un segno la croce. E stringamente, visto che scrivi quanto ho fatto schifo. Sentito la nostra mancanza, tanto è che per il lungo viaggio si è fermato alla cantina a bere un sorso di vino. E quando si passando sempre la puntetta, oh! Prendo, capuro tu! Moscato, se no facci suonare a campana, che castagno burlato, migliore, e dopo pagato! No, abbiamo solo. Ehi, che? Anche solo, che abbiamo Si contenta per Santa Marca? No, che tecnico! E che io non sono tutto, e chi l'ha dato? Non l'ha dato una puntata! Hai fatto affare! Già girato Giorgio che tu tre gradi, e guarda sul suo canzone! Bravo! E sapete che c'è ancora festa! Ma come? Un Giorgio che tu tre gradi, e non so che canzone! Ma io ti gioca al Signore! Ma che sei? Quando ingoiate, masticate bene, altrimenti vi fa male il cannarone.
Ma che raccontate? Ma che avete fatto in sei giù? Arciambaccola! Questa è la seconda volta che mi amminazzate. Signorina Garbatella, non fatela, spiritosella, che facite la fine di Carminella. E chi è Carminella? Era la mia pecorella. Ma che io per questo mio devo andare. Faccio morire. Speravo di trovarvi ancora qui. Perché ormai siete soli di cui io vi posso fidare. Ognuno di noi ha sentimento di odio verso Don Domenico, tipo calmo, ma ambiguo. Quando volesse sapere, dirlo come sono la mamma Lattani chi è? Oh, si dice che lui sia figlio... Non so no! Gridate! Ma di quanto pare? Si dice che i francesi hanno preso il sopravvento e vogliono abolire la feudalità. Ma questo è impossibile. Nessuno vi regalerà le terre. Ma perché? Ne avete mai pure cosa? Sarà comodo a Don Domenico, che è alleato dei francesi. Per voi, solo briciole. Borboni, nel senso del governo. Don Pasquale, e lì che avessimo fatto? Dovete dire ai vostri amici che i francesi ci stanno ingannando e impossessando anche della nostra vita. E lui che non guadagna. Già il fatto di essere qua è perché vi stimo e diventerete i miei fiduciari, salariati. I francesi parlano di albero della libertà, coccarda della libertà. Ma quale libertà? Per voi sarà... Don Pasquale, io non volessi credere. Ma ricordatevi Angioletti! Ah, non parlate più di lui! Io non posso ingannare. Saprete le conseguenze. Ma lì è capaccio! E va bene che quando gli è! Si sa quando si nasce, ma non si sa quando si muore! Andate e sfidate la popolazione. Senza recursi. Ma no, che vanno a piano così? Che vanno a chiaro? Ma non si trova, io conto e tozzoieri. Quelli vanno trovare. Cittadini, il re Giuseppe Buonaparte, con la legge del 1806, ha abolito la feudalità e ha stabilito che le terre di diritto pubblico fossero divise prima fra i diversi comuni e poi suddividerli fra i meno abbienti. Scusate, grande signoria, fra i meno. E qui si dice i poveri e i lunatenenti come voi. Ma allora pure io non lo facendo come me! Allora farebbe solo un torto. Ah, allora sì! E quando mai il nuovo avrà proprio? Sta attenti da quando ti strappo! Solo chiacchiera mi dice fino a oggi, ma non si è vista mai niente. Ah, adesso bisogna avere pazienza e fiducia. Non so me, io volevo credere, ma manca ragionare tutta la stessa maniera. È vero, questa comunità è formata da persone provenienti da diversi paesi e non tutti la pensano allo stesso modo. Forse fra 100-200 anni i nostri figli nati qua saranno più uniti, ma Mamma che parte sta gente! Ah, sono con voi e con i francesi. La legge è chiara. la legge. E chi la sa dov'è? E può capire, questa ne vuole solo imbagliare! Loro si pigliano la terra arrecchiata e arriva la festa, ne lasciano la terra in dietro una Ma mano. sai che è una cosa buona, se lo sai? Cittadini, voi dovete vedere nel sovrano un potere che vi protegge dalle ingiustizie. I tempi cambiano, al di sopra del clero e del barone. C'è lo Stato che amministra la giustizia. Secondo me, qua c'è solo una giustizia e poi rubato la terra. Sempre storto non può decidere. Ha raccontato tutto qua. E ruba armato. Venerdì. Se la cosa sarà così diverso con me! E può capire, povera! Chi maneggia festeggia e chi sa, ma Ma voi dovete vedere nel sovrano un potere che vi protegge. I tempi cambiano di male in peggio. Non dove
Voi avete parlato di Francesco, retire che tu sarà spara. Ma che non spara se facciamo sempre parte del mondo della terra? Recitalo la verità, recitalo! Bene. Fra poco, Rionino avrà una sua autonomia. Adesso bisogna essere tutti uniti. Don Pasquale, da che parte sta? Chiedetelo a lui, che è ancora attaccato ai barbuti. Pure lui, ma che hanno saputo amministrare. Don Domenico illustrissimo, eccomi qua. Vedo che siete venuti già organizzati, pronti ad attaccare chi è contro di voi il governo Borbone. Sono venuto per la legalità e dire loro di non ascoltare le vostre chiacchiere, illusioni. Siete un giovinetto per parlare di me con questi tu, potrei e come, e del modo di trattare questa gente che con tanto sacrificio lavorano. E che direte voi? E dei vostri abusi, sottraendo con inganno fanciullo alle proprie famiglie. Eppure, del vostro cambiare bandiera, i Borboni sapranno cosa fare, e per quando dite passerete gli anni in galera. E voi cafoni e briganti, altro che marcire dovete. Non basta bene, ma imparate a come parlare. Venite, che bellezza inizia a stagliare! I furiti saranno pazzi e i signori si fanno i palazzi! Guagno, guardate in marcia, ma perché? Retire sempre lui la casa. Tu, fai la guerra a me, perché? E che tu voglio rispondere? E tu? E non si può dire di... E che si può? Bravo, non che si vuole, non che si dice, non so! La guerra rimacca in camera, la camera tutto qua! Allora, tirala giù, dammi 10 minuti per che mi fai la reccia.